Ciao ragazzi, sappiamo tutti che l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'OMS, definisce stato di salute non soltanto assenza di malattia, ma il bisogno di ricerca di benessere dal punto di vista fisico, psichico e sociale. Questo vuol dire che l'aspetto della sfera non solo personale della persona in quanto struttura ha bisogno di essere curata, ma anche tutto l'aspetto che sta intorno alla persona. Quindi la ricerca appunto di uno buono stato fisico, con tanta attività fisica, quindi come consigliano loro almeno 2 ore di forza alla settimana e 150-120 minuti di attività fisica aerobica. Poi lo stato di benessere sociale, ciò che ci circonda dal punto di vista della famiglia, degli amici, quindi circondatevi sempre da buona compagnia, sia a scuola che durante il tempo libero, che durante appunto l'attività fisica, che in gruppo sarà qualcosa di un plus, vi darà qualcosa in più. Inoltre si può associare a questo stato di benessere un'alimentazione sana, uno stile di vita corretto che abbia come componenti principali degli alimenti bio, quindi prodotti a chilometro zero, prodotti coltivati vicino alle vostre case. E quindi non abbiate dubbi su cosa poter scegliere sulle vostre tavole ogni giorno, scegliete alimenti bio e uno stile di vita sano e corretto.